9 anni e 3 mesi di reclusione, questa la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Cosenza a padre Fedele Bisceglia, giudicato colpevole di violenza sessuale su una suora. Il Tribunale ha condannato anche il suo segretario Antonio Gaudio a 6 anni e 3 mesi per lo stesso reato. Subito dopo la sentenza, padre Fedele ha parlato di un complotto messo in piedi ai miei danni. La DIA di Catanzaro ha confiscato beni per 60 milioni di euro riconducibili a Giuseppe Prestanicola, 58 anni, di Soriano Calabro, considerato imprenditore di riferimento della Cosca Mancuso di Limbadi. Tra i beni sequestrati figurano 143 appezzamenti di terreno, appartamenti e fabbricati, 90 veicoli, numerosi conti correnti e 5 imprese. I carabinieri della compagnia di Rende hanno arrestato 2 ventenni per violenza sessuale di gruppo e rapina ai danni di 2 prostitute. I fatti si collegano a quanto accaduto il 25 giugno scorso, quando erano stati arrestati 3 minorenni per lo stesso episodio. I 2 provvedimenti restrittivi di oggi sono nei confronti di Manuel Belsito, ventenne, e Fabrizio Vilardo, ventunenne. Il gusto del raccolto è questo il suggestivo titolo della manifestazione promossa da Libera che si è tenuta oggi nel centro Arsa, Villa Margherita di Cutro, nel Crotonese. L'occasione è stato il primo raccolto dell'orzo, coltivato sulle terre confiscate al clan degli Arena, e la presentazione del caffè d'orzo raccolto nei medesimi terreni di Isola Caporizzuto, che sarà distribuito nel paniere di Libera Terra a livello nazionale.